C'è chi ha dovuto riaprire il cassetto in cui credeva non avrebbe messo mano fino all'autunno e c'è chi in ritardo sulla tabella di marcia ha ringraziato di non aver ancora avuto il tempo di fare il cambio dell'armadio. Perturbazione da nord la chiamano i meteorologi, nella pratica si è trasformata in temperature ben al di sotto della media stagionale e neve fino a bassa quota, in provincia di Treviso innevato addirittura il Cansiglio. Notevole lo sbalzo termico nella giornata odierna che ha visto delle precipitazioni nevose anche intorno ai 1000 metri, soprattutto sulle parti delle prealpi vicentine e anche prealpi trevigiane. I dati ufficiali dell'ARPAV indicano in 8 gradi la temperatura rilevata alle 12 di oggi a Treviso, uno sbalzo di 13 gradi nel giro di appena una notte. Senza andare nel Bellunese, nel Faloria siamo arrivati a -7, nell'Interland trevigiano, a Conegliano, il termometro non è mai andato oltre i 9 gradi, così anche nel Vicentino con Brendole e Altavilla, inchiodate sotto i 10 centigradi. Già da domani una rimonta dell'anticiclone, quindi condizioni di stabilità, temperatura che progressivamente saliranno e una leggera variabilità che si intravederà già venerdì e sabato con maggiore nuvolosità rispetto a giovedì. E per il fine settimana o per i primi giorni della prossima è prevista una perturbazione da ovest, ancora pioggia dunque, ma con buona probabilità non ci sarà un nuovo abbassamento delle temperature.